Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. S'attovio de oi de Cosas Bellas apportava a Santu Sparao, un luogo posto in su Campidanu de Casteddu, che tiene più di 8.000 persone che vivono in noi. E dopo un'aica de Santu Sparao, grazie a Pinuccio Sciola, è connoto in ogni luogo come su sa vita museo, paese museo. Poi noi ci avuti più di 400 murales e uno scanto 100 con installazioni e sculture. Ma questa cosa bella è la storia di questo luogo, questa è una storia antica meda, pensai che in noi vivia sommi in questo luogo già da più di 4.000 anni a oggi. E dunque è un luogo di importo umano, un luogo che è connoto per il lavoro dei masaius, poiché in noi ci funti bello espressos, arangios e tutte le cose buone del sorto. Pensai che ad ogni anno va in una sagra del suo presso proprio dedicata a questo presso saborio di Santo Sparao, ma andavo a bere altri luoghi di questa vita. Dunque si sappunau che noi in Santo Sparao ci funo più di 400 murales che contano la storia di questo bello luogo. Questa che biesi in noi rappresenta la sa unica vacciola famata che hanno cattau in Isiscavus del 1876 in una dei quattro necropoli punicas che tornano a su IV o III secolo prima di Gesù Cristo. È una mascaredda di importo umano, ma non si scia da poita da somini usaia da questa vacciola, forse si via da po' a rituali, sopra quelle in cui rappresentazioni religiose. Questo non duscieus, ma scieus che si studiata in su Museo Archeologico Nazionale de Casteddu e dunque se si da volevi potete andare in Gunisi, ma in moi andaus a un in questo luogo che si ha portato in noi a Santo Sparao poi sa puntata de oi de Cosas Bellas, sa bene con me. Come ti sapunau, sa regione che si portava a Santo Sparao esti po' conoscimellus su museo, a un disagatta sfaina sa desartista Mannu Pinuccio Sciola. Questo via proprio su luogo, vinza negli anni 60, che si scultori usaiada come laboratorio, proprio a sotto su gelo, in mezzo a in natura e a isperdas, che isso va a questionare con le forme artistiche e con i sonus. Giuseppe Sciola, Pinuccio, è connotto a Icci, nasce in noi in Santo Sparao in su 1942. Se ne andò di questo mondo su 13 del mese di maggio del 2016 e post interro sa vita ha partecipato tutto un pare, poi che hanno posto in sfentanas, nei balconi, lenzorus e pannus bianco, può salutare questo artista Mannu che ha trasformato una bidda in una bidda museo, con nota di aici in ogni all'accana della terra nostra e del suo mondo. E sa missa cantata di antavata in piazza, poi ci viene più di 8.000 persone che vogliono salutare l'artista e l'amico umano. Oggi Pinuccio Sciola è presente con l'opera Cosa Sua in Italia, in Sardegna, ma in mera all'accana del suo mondo e è bello che su traballo che su ha fatto sigli a essi connotto proprio grazie a s'impegno che moi tenenti i tre figli, Chiara, Tommaso e Maria, che hanno fatto nascere proprio una fondazione dedicata a su babbo e dunque a essi si può vai conosci meglio si opera se da sportare
questo parco museo in ogni luogo del suo mondo. E noi su poco conosci meglio su questo luogo e ho domandato a uno scanto persone, ma cominciamo con questo che è un artista, un attore e fiaggoppai di Pinuccio Sciola, Nino Landis, intendei a isso itasannao. Tutto nasce di uno semmene, su trigo, su flore, sa matta virtuosa e sa bellezza nasce di suo semmene, del suo desigio. In vita mia, colori de gelo, i muros de terra, po 50 anni si due spriga sul mondo. Questi belli fueddos di Nino Landis santi portato subito in questo luogo di spanto, in su giardino sonoro di Pinuccio Sciola. Devo domandare a Federica Collu di m'accompagnare, visto che essa è già dal 2015 che lui si sa merita di questo luogo, no? Che accompagna tutti i turisti, i visitatori, che vengono in noi a conoscere l'opera mannas di Pinuccio. Sì, come da pregio, per me è stato un grande pregio. Questo luogo è a terra, una rada Pinuccio a tutto, traballata quando via Piccioccheddo come a contadino con sua famiglia, oggi che ha tanta più di 800 pedras, tutto pedras che Pinuccio è andato a scerai in ogni luogo, girata tutta la Sardegna, e principalmente in luoghi documenti a Basanta, Paoli Lattino, Rosei. C'era da isperdas. Quali qualità di perdas andate a cercare isso? Ci sono in particolare due qualità di pedras, basalto e calcare. Basalto su capori scuro come questa, calcari più clara. Funti spedra che sonanta, spedras sonoras, poiché isso una rada sa pedra via. Quando si questionerà di questa pedra, si questionerà in mala maniera. Sì, poi si usa l'aga di dire una verda, come se la verda non ballessi nuda, invece Pinuccio andava a fuori la sanima di questa verda. Esattamente. E dunque si ha donato un'altra prospettiva, un altro modo di castigare questa propria cosa. Entrare in sarti e vai a questionare, intendi questa voce dei esperti. Esattamente, o quando si narra a Callincuno se si commenti sa pedra, non è un complimento, ma si commenta ad un'ai se si che negoro. Sa perda, Pinuccio sarà mostrato che sa perda è via teru anima. Beh, un'anima che sia pillu già è de mera, potevo dire, poi devo prima di contare la storia principale, poi contare tutta questa storia di Pinuccio Sciola, che hanno cominciato, mi pare, in su 59, a ponni impari, prime cose artistiche, c'era voglia troppo trasmissione, si può fare una scelta noi possibili. Però prima di cominciare a questionare di Pinuccio, mi ha da pragi a tornare grazie a sua famiglia, de Sciola, voi tanti fatto questa fondazione, voi curano con tu e con tutti questi collaboratori che ci punti, donano a me la gente la possibilità di entrare in questo luogo e conosci l'anima dei sperdas, questo che ha fatto Pinuccio Sciola. Prima di arrivare, infatti, ti volevo domandare, Federica, prima di arrivare a conoscere meglio su quest'anima che è sperdas a studianta intro e Pinuccio non dico bogadia a pillu. Cari punti, il logo su chi oggi è tutto, tenenti sculture e opere di Pinuccio in Italia e in su mondo. Esploso importante, è importo, poi tanti dei pintesti di 10 metri che hanno fatto scontare tutto. Ma ci punti in Medasa, in città di commenti Roma, all'aeroporto, all'auditorium della musica che ha costruito Renzo Piano, via amico di Pinuccio Sciola. Altre città di commenti Milano, Venezia, Parma,
In Olanda, in Germania ci sono sculture de sciola, io sono andata negli anni 80 con altra gente piantava tiusu, non commenti a Pinuccio sciola, ma io pattiera per rappresentare tutta sa terra nostra. Sa terra con isperdas è un modo di importo prosmanno, può contare sa storia millenaria che teneus noi in questa Sardegna cosa nostra, che poca sa cultura come prima cosa di importo umano conosco. Ma Pinuccio Sciola è stato un grande scultore, ma ha fatto un montone di altre cose. Può vincere sul regista di opera mannas, ma pittori ha fatto. È una cosa che mi piace da ponni a fare conoscimento del fatto che issu sia generoso, a rennescia a trasferire, a fare comprendi commenti si libogata fuori s'anima ai esistienti, ai spicciocchi, ai gusti che andanta e frequentaienta sul laboratorio cosa sua. E sta ici sta storia. Esti proprio aici, dei pippius finza ai studenti, che studianti, su esteti professori pure, non scetti artisti, scultori, ma professori pure, a insegnare sul liceo artistico di Castedo, a Sassari, all'Accademia delle Belle Arti, e sta rannesciu i studenti susu Sibiri Samori che denti può sapere, quindi esti stati abili a trasmettere questo amore che deniera può sapere e possati in generale. Dunque, se tu che conosci bene tutti i sarti, poi dopo magari si accompagnai a Ndibiri Callincuna, provauso a comprendere i commenti Pinuccio a Rennescia, a fare movi saverda, da fare questionaria, da rendi non tostata come si abitua a un noso, su ma di adero su commenti i vesti di una forma vani, una cosa strana e straordinaria che è un miracolo che arrennesce a isso, che trasforma sa materia in questa maniera. Ma poi, quando arrivano a noi i visitatori, i turisti e vinti questo mondo, quali è questa cosa che tu arrennesci a cogliere i sogni di questa gente? Esti spanto? Su spanto, sa meraviglia, poi mai si antacrei de bio a vedere movendisio, de intendi su sono. O sono è stu canto, non è un semplice sono, è proprio un canto, una melodia. Più bello dello strumento musicale. Dunque, noi poi dobbiamo sapere, è un'auga, questa verda, appunto, i due principali, che Pinuccio usaia, è una delle maniere a riconoscere le opere di Pinuccio, è proprio questo fatto di segare in una maniera esperta, da sentagliare e tutto quanto. Poi hai davanti e usaviri castigliendi un altro tipo di perda, e la perda sfunti questa che sono lì. Perda di granito. Non sonanta, isua di se posta fai scultura di granito studiai sa luci, a sunotti, a lui da lucisi, castiendi sta scultura potevo subire su a diai non arrennesce sabi con sa luci de su sobi o a sombra. E poi ci sono andati in mezzo e sapere, mi piace a tenere questa bella sensazione di essere in mezzo a questa sperda che io vi un mo' di granito. E questa sperda non so se un'endi, tu Federica, se un'endi che funti perda schizonata, ma devo suonare ai amici nostri, che noi Federica sarà fa il tennis su sono, ma mi pare che Pinuccio gli ha portato già di ora in sperimentazioni con musica elettronica, isperdas, che hanno fatto un mero concerto, io ne ricordo uno in particolare, bello, ai confini tra Sardegna e Jazz, in Sant'Anna Resi, mi ricordo un altro, un Castello che ha fatto il 78 in San Marina, e si perde proprio sonanta di aereo, tenenti questo suono, questa voce che di aereo è una cosa di espanto. Ha registrato, ha fatto un bene cosa. Contasi di questo mondo. La prima volta che su Arizona la scultura sonora è stata a Berchida in su 96, in su 96, gli ha portato a scultura di basalto, di suonata in pari a Pierre Favre, percussionista svizzero.
E fiaste tu uno spanto per sta gente, intendi, ua perda, sonendi. Dunque si via da Sanno, sul primo anno, Su 96. 1996, e dunque se in Guni si sta perda, pensai questa cosa, ci pensai diventa diadero difficile, sa perda, canti, poca sa voce cosa sua, e arriva dentro un palcoscenico di aici prestigioso come mezzo time in jazz e fai spettacolo, fai musica. E mi dava a ascoltare, Certo. la compagna sapere, a un Certo, defunto. come da pregei. Andavo, questa è una cosa troppo bella, troppo da spanta. Sta prima cosa che gli si la mostrare una cosa. Ah, e dai, dei gusta perda se questionendi? Secondo tu questa perda si può muovere? O è staici prima? Già tendi di questa forma che pare di un'onda, pare su vento, pare di un biso, una cosa che si può. Dunque se devo penso che si possa muovere, Muy bien. Come te che vai a si muovere? Prima ad aranta questa pedra. E castia è atto. Cazzo in atto, poi te moi vai circa te la fai, poi si fai bere commenti sa perda, di poca la pillus anima cosa sua. Sta cosa bella. Tu stai vedendo una cosa di spanto, Sta vibrando, si sta muovendo. È una verda via questa, è una verda via. Beh, Federica tenia sta regione a noi, che tipo che era Pillusani, ma questa sta questionando con noi, sta questionando con tutto questo che si punti ascoltando in su canale dei TV, e dunque sa diadero è una cosa bella ed espanda. In noi pure io penso che quando arrivano i visitatori e vinto una cosa dice, ma Dio non mi davetiamo che è una verda, può dire vai una cosa dice. Questo è su calcari, sta scultura procrara. Scetti... Da dove arriva da questa verda? De Eurosei. De Eurosei. Scetti qui mauso, a bella bello, delicatamente cariniendida, sta verda libera da tutto questo sono che tieni ristugiato intro de meda, de tantissimo tempo. Capare di una cosa normale e facile, ma cosa tu pensai a disegare affitta da sta verda senza da segare e tutto, perché è pericoloso a traballare in questa maniera, dunque tocca da essere proprio attenti una sensibilità di che scetti mannus maestros vuol intendere, perché infatti noi si filmiamo noi si filmiamo questa parte, attenti a questa possibilità di fare poi differenti longarias. Io sono studiata sul modo di segare questa perda. Certo, e a Savini deve poi essere. Poi scieda che tutte queste profondità sono funto uguali si permettono a questa perda di suonare in modo differente. Tenere un nome di questa perda o... Non so se da zerriauso l'elasticità. L'elasticità. Poi si muovere, a mostrare che questa perda è via, si muovere. Però Deus tengo questa grosità di manna che bollo un tendi su sono in noi, perché dopo intendo un concerto, dopo intendo in ogni luogo, a registrare pure, ma mi è da pragi ad un tendi in noi. Mi dove si intendi, si accompagna, certo, andiamo. E sta atteso, onde è? No, è in noi a Pavasa. Dunque, è in noi c'è questa opera che suona, che è trasparente, che è mobile, che è elastica. E dunque è un'opera di aderoso, di importo e di spanto umano. E io penso, Federica, non si via accusta a Saverda, ma già in Demmera alla Scala di Milano ha suonato con quest'opera di Antonio Doro in un concerto di musica elettronica, un'opera di presentazione che ha tenuto di aderoso, un modo di spantare tutto questo che andavo a ascoltare in questo luogo. Piticchetto di questa scala di Milano, ci molti palco, dunque uno di questi vi ha dedicato questo concerto. Ma come ti stonta questa sperda? Come ti bessi su zona? In molti commenti. Ti pregunto di poni mauso in noi, in questo... da pozzo toccare, sì, in questa parte arrungiosa non sono auso. Ecco, poi tendi due facce, poi da pieuso sa trapuro, questa parte ci ho detto rilievo. Questa parte lisa. Anda bene. Andavo a sapere che succede. E sono con questa pittica perda di basalto. Dunque si perda con perda.
Wow! Questo- è cosa te non credi, non si può raccontare, si prova a toccare questa verda quando sta questionando, quando sta suonando. Io penso a questa cultura millenaria sul megalitismo sardo che però diventa invece una cosa moderna, attuale, de oggi, è una cosa di adesso strana, emozionante, tradotto non porta da questa storia. Questo che si intende è il samento del sabba. Ah, Un suono chiaro, limpio. Scetti tocchendida bella bello, si può intendere o a musica o canto. ma è tocchendi pure che si intende di una sensazione, un'energia che sperde a rennesci in teatro, Forti, forti. ma forti di adesso. Ti appuntendi una cosa che in vita mia non abbiamo mai di adesso provato, dunque è una cosa troppo emozionante, troppo bella, dunque questa è un'altra dei modus di fare questa verda, ma con s'anima di questa verda e questa capacità di capinuccio attento e questa intuizione, che sì più che questa verda poteva vestire di aici e diventare un'opera meravigliosa. Questa pedra ci ti può dare, basta ad ascoltare. Dopo su scetti imparai ad ascoltare. Dunque, questo luogo, tu hai andato a noi adesso 2015, dunque già 6 anni. Ci viene ancora, si è gattata ancora Pinuccio. Si è gattata ancora Pinuccio e in questo anno, se bene, a fare un'intervista, un servizio proprio noi in questo giardino sonoro, questo luogo di Aredo de Sarti. E quanto gente belli di ogni anno in noi, in questo museo, a conosci questa storia, a conosci questa sperda e a conoscere queste opere di Pinuccio Sciollo. Da state ogni luogo. Proso dei 15.000 persone sanno. Ma appunto sardos, italianos, strangios? Italianos, strangiosi, ma dei strangiosi. Poi Pinuccio si è fatto conoscere in tutto il mondo. Sì, mi pare che addirittura in una Expo, non è uscito italiano, ma non mi ricordo, ma ha posto opere a Cuba pure, a La Havana. Tarrago da bene. Non è uscito, si punta ancora in Gunisi, ma certo è arrivato Vince a questo slogo atteso, questa lacana di adesso attesa della Sardegna, ma che porta un vago dell'anima nostra, dunque in questo slogo. È bello, insomma, un po' di bivi questa esperienza pure. Io penso, sul motivo di questa trasmissione che è andata in logos della terra nostra, esiste cosa bella, è fatta proprio per fai provare questa sensazione, queste emozioni e poi fai benni gana, sa gente di andare ed è benni in noi, poi non sciusi, tutto poi ti toccai questa verda, ma se emozioni e se energia che si vive in questo luogo e di adesso su una cosa che non fai da contare in televisione, dopo i benni in noi, poi vivi questa esperienza. E dunque questa è un'altra tappa, un'ai fondamentali di questo viaggio che vado a fare ai turisti. In Sardo non hai mai fatta una guida? Uotta, scetti puoi avere una visita multilingue, ci viene sardo, italiano, strangio, quindi abbiamo questione di italiano e inglese. O a femmina, non poco comprendo, itasinao. E devo pensando dopo a risposta, che ora non si preoccupi, che ora ci provo, che siano su Sardovoro e quindi mi vengo vostra questione in Sardovoro. Sempre di Prusso potevo donare questa testimonia che su sardo è una lingua normale e si può questionare in calisi sia a logo e vocalisi sia da occasioni, come si italiano, si strangio, si inglese e tutto in lingua del suo mondo, come si altra lingua del suo mondo. Certo. Dunque, mi ha fatto provare questa bella esperienza e poi ogni volta se questo luogo di spanto onde andavo. Io si intendo sabba e mo intendo su fuoco. Su fuoco, andavo a vedere su fuoco. E questa parte? Beh, me la planta di mendula, di olia, di arancio, ma plus de dotto isperdas isoperas de verda de Pinuccio Sciollo. Questa mannau che esti dunque sa verde su fuoco. Io penso che questa verda si porta da impari
tutta questa storia millenaria, de fuoco, de acqua, de vento, tutta tutto un abbivio questa verda. E Pinuccio se tu capazzo di fai vestire a fuori da tutto su sono su chi forse si contenta di questo fuoco, di quest'acqua e di questo vento, no? In moi da sono intendevo. Tieni proprio una scala del sono su, Federica, una scala del sono su di questa forza. E me da santi cristianau de questa relata che tenia Pinuccio Sciola con isperda, che ha una complicità, un linguaggio che i succetti conoscia si fatia da però ispantai con questo suono, con questa forma artistica. E non può nulla, mi pare che dopo tutto il riconoscimento, se successo, se esposizioni, se tutto Santi Cristianau di Pinuccio Sciola in suo mondo, ma mi pare che nel 2012 proprio su presidente della Repubblica Cosa Nostra, Giorgio Napolitano, gli ha fatto diventare cavalieri della Repubblica, dunque un riconoscimento di importo umano con questa opera che esso ha fatto. Mi pare che sia una cosa che a tutto il sardo si va pregere con l'orgoglio umano, no? Certo, certo. Fiall'ompio a Castedo e tres ancora oggi punti sculturas a supporto del Castedo, una scultura in basalto, una in calcare, una in granito, rappresentando su tricolore la bandiera dell'Italia. Un'altra cosa bella che ha fatto Pinuccio. Dunque Federica, noi non sciamo. Ma tu hai idea di tanti punti sopra che... Da sappo contare, da sappo contare di adesso. Naramito, te moi su Castello uno scanto di immagini, di opera, differenti. Canto punti? Punti stiamo sull'ompius a 849. 849, pensa tanto traballo ha fatto Pinuccio Sciola. Poi in questo luogo ce ne punti in mezzo in Santo Sparau, Antra Bidas. Noi siamo cominciati proprio in suo parco, in Santo Sparau, quando ci punti in cui si è tolto altre opere di Pinuccio. Dunque, se noi andiamo a serrare questa trasmissione Cosa Nostra, devo appunto prima che mi piaceva andare in questo luogo sul granito e si mi accompagna a serrare su buoni questa trasmissione. Comprege. Andiamo, senz'altro. Beh, devo volevo dire proprio questo luogo di accanto, sul luogo della luce, da se nominavo prima, poi ci fu tutto il granito, sempre tutto ben intagliato, tutto traballato. Federica, noi serramo su questa trasmissione Cosa Nostra, devo dire pure, grazie, ma tengo un'altra curiosità, ma in tutte queste opere che ci punti in noi, quali vuoti questa che tu pensi che tenga un significato particolare, che mostra con un pregio umano? So che è una domanda difficile, però se c'è qualcuno che tiene un significato po' tuo o poi i turisti o visitatori, si cali est? No, scetti sculturas sonoras, quindi intendi sono punti particolarmente significativas i semisi de savagi. Ah, semini de savagi. E poi Massimo se tu sta a fare
in questa ripresa. Dunque, grazie di avere a tu, Federica, e a tutta la famiglia Sciola, la fondazione, a tutto questo che traballant a noi, poi gli amici che si seguono su canali EIA-TV, Sattopio può girare chi benili, e usattenni un'altra bella puntata di Cosa Bella, poi è un artista sacro, passato da Pinuccio Sciola a Andrea Parodi, andavo a Porto Torres e andavo a vedere sul museo multimediale proprio di Andrea Parodi. Castiai che hanno una cosa in noi, ma sta girachintra si vede su tutta la puntata in pari. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.